Ben trovati a tutti, buon Natale, eccoci al nostro concerto per questa bellissima festa che coinvolge tutta la famiglia. L'8 dicembre scorso abbiamo avuto una opportunità unica, quella di registrare un concerto di Natale particolare. Protagonisti 8 giovani studenti di arpa, strumento di particolare armonia. Meraviglioso. Sono gli allievi della maestra Tiziana Tornari, arpa della nostra orchestra filarmonica. Ne ricorderete la grazia interpretativa nel Valzer dei fiori di Tchaikovsky. E la professoressa Tornari è anche docente al Conservatorio Pollini di Padova. Ebbene, insieme ai suoi allievi hanno fondato l'ensemble WhatsApp Harps, composto da ben 8 arpe, e hanno deciso di offrire all'associazione La Primula e al suo presidente Pietro Paolo Monte, un arzillo ultra ottantenne, artefice a Casier, un paese vicino a Treviso, di un'autentica perla per l'assistenza alle persone più svantaggiate dalla nascita. Appunto una bella comunità alle porte di Treviso e una bella opportunità per far sentire importanti anche coloro che sono stati meno favoriti dalla vita. Un modo anche questo di dire grazie, inoltre, ai volontari. E perché a Natale non mandare questo messaggio a tutti, volontari e i loro assistiti in Italia? Per noi, le persone meno fortunate e i loro assistenti meritano la massima attenzione, considerazione, non solo nel giorno di Natale, ma siamo certi di avere fatto una cosa gradita a tutti. In fondo Natale è una grande festa e deve essere festa grande per tutti, anche per i meno fortunati. Programma molto molto bello. Inizia con Per un palco a teatro, quindi di Edvard Grieg, noto autore svedese, noto anche per il suo Morning Mood, il mattino, e Anita Dance. Si prosegue con l'immancabile Antonio Vivaldi, dalle 4 stagioni, l'autunno, il terzo tempo, l'allegro, la caccia. Dall'inverno il primo tempo, l'allegro agghiacciato tremar tra le nevi, e dal secondo tempo il largo, la pioggia. Sempre dalle 4 stagioni, dalla primavera, il primo tempo, l'allegro, giunta è la primavera, e ovviamente dall'estate, terzo tempo, il presto, il temporale. E a seguire i nostri giovani protagonisti con le loro arpe si cimenteranno con il grande Giuseppe Verdi e il suo celeberrimo Va Pensiero, per concludere questa parte dedicata ad un palco a teatro con Gabriel Fauré, compositore e organista francese, e la sua Dolly Because. A seguire lo strumento dell'arpa per un cenno alla modernità con un omaggio a Disney, ovviamente sempre in chiave classica, di Piotr Ilyich Tchaikovsky, la danza della fata cofanetto, e dal Valzer dei fiori il finale. I nostri giovani artisti proseguiranno poi con Scott Joplin, esatto, proprio l'autore della stangata, ed eseguiranno The Entertainment, Maple Leaf Rag, e di Jules Offenbach, Can Can. C'è solo da aggiungere che la giornata piovosa e fredda fuori e all'interno della sala piuttosto bassa, caldo, per ovvi motivi hanno favorito una spontanea scordatura degli strumenti delicatissimi quali le arpe. Quindi momentaneamente nei brani sentirete delle piccole stonature, non sono stecche. L'arpa da questo punto di vista è, come ho appena detto, strumento delicatissimo e non ci ha risparmiato. Ma vi garantisco che la felicità di avere fatto qualcosa di straordinario nel giorno di Natale, anche per chi è stato meno fortunato di noi, ci ripaga ampiamente e ripaga ampiamente
qualsiasi involontario problemino tecnico. Grazie e buon Natale a tutti. Accogliamo la loro maestra, la Quintana Tornari.
L'erba di Emily Dickinson. L'erba ha poco da fare, sfera di mille verde per allevar farfalle e trastullare api. Muoversi tutto il giorno a melodie di brezza, tenere in grembo il sole ed inchinarsi a tutto, infilare rugiada la notte come perle e farsi così bella e offuscar duchesse. Quando muore svanire in odori divini, come dormienti spezie e amuleti di pino, ed abitando nei granai sovrani i suoi giorni trascorre nel sogno. L'erba ha poco da fare ed io vorrei essere fieno.
Con questo brano famosissimo e che scoprirete, sicuramente lo conoscerete, che richiederà anche la vostra collaborazione, quindi state attenti. Noi vi lasciamo recuperare il vostro posto, certo, ma poi vi aspettiamo.
Ora darti una notizia, e prima di augurare il Natale
sereno e di buona salute a tutti e che il 2025 porti alla realizzazione di tutti i nostri sogni, mi sono arrivati un sacco di messaggi. Guarda, è bollente, perché nessuno ha avuto il coraggio, ma devo farlo io, di chiederti un bis, il va pensiero dal Nabucco di Verdi, col quale ci auguriamo il 2025 di ottima salute per tutti. Grazie.
Come vi avevo detto, c'è stato qualche problema rimediato in corsa. È stato un bel concerto di Natale, almeno per quanto ci riguarda. Vogliamo ringraziare tutti i volontari e vogliamo mandare un grande bacio a tutti i ragazzi meno fortunati di noi e augurare a voi un gran bel Natale.